Amici all'ascolto, buon pomeriggio. San Lazzaro di Savena, alle porte di Bologna, gli impianti del GESE, gruppo Emiliano Sport Equestri, ospitano la 14ª edizione di un concorso che ormai caratterizza il calendario di fine annata. Il memorial che stiamo per seguire intende ricordare il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, l'occasione giusta per commemorare la figura di una grande persona e nello stesso tempo per proporre un evento agonistico di discreto livello con l'aggiunta di un'iniziativa benefica a vantaggio della Fondazione Setti Carraro che si occupa di aiutare bambini malati. Il Gran Premio dunque, categoria 2 percorsi con i migliori ammessi ad affrontare un secondo tracciato, classifica stilata in base alla somma di penalità totalizzate da ciascun binomio. In caso di parità classificherà il tempo conseguito nella seconda manche che si apre con il percorso di Alessia Marioni, già campionessa italiana, monta Ascol 100 like. Al primo giro 4 penalità frutto di un errore sugli ostacoli. Parte conclusiva del percorso per l'Amazzone Veneta che va a superare anche il verticale di tavole e barriere. Un errore anche qui e c'è un'infrazione di tempo, dunque sono 5 le penalità, un totale di 9 nel tempo di 50 e 70. Abbiamo la possibilità di rivedere una fase rallentata del percorso di Alessia Marioni mentre è già pronto sul campo ostacoli Andrés Peñalosa monta Marquez de Balm. Per questa seconda manche gli ostacoli sono 8, 9 i salti, compresa una combinazione, una gabbia. Si comincia con un Oxer 1,35 per 1,40, poi si va all'ostacolo numero 4, un verticale di 1,45, poi un altro dritto, sempre di 1,45, quindi la gabbia, l'unica combinazione in entrata, un Oxer 1,45 per 1,50, in uscita un dritto di 1,45 m. Poi l'ostacolo numero 8, e quindi il 9, il 10 e il 12 che facevano parte anche del primo tracciato. La chiusura è su un verticale di 1,50 m. Andrés Peñalosa, nato il 4 dicembre del 66, monta questo cavallo spagnolo di 10 anni che ben si comporta a questa seconda apparizione, il netto. In totale dunque rimane a 4 nel tempo di 48 e 96. Riesce a migliorare la propria prestazione Andrés Peñalosa. Soltanto 3 binomi entreranno in questa seconda manche con il netto. Si tratta di Matteo Fantozzi e Costelli, di Matteo Zamana e Claudio Titian e Mirko Casadei con Icat Mail. Adesso un cavaliere prestigioso, si tratta di Arnaldo Bologni che monta Fortuna Forever, cavaliere emiliano nato nel 1960 che ha legato il suo miglior periodo alle sorti di un indimenticabile Mayday. In questo 2005 un piazzamento alla Bagnaia, poi un altro secondo posto a Modena. Monta Fortuna Forever che è una femmina relativamente giovane, soli 7 anni. Anche per Bologni 4 penalità al primo giro, ha superato la gabbia. Arriva il primo errore anche alla seconda apparizione. Parte conclusiva del percorso, superato l'Oxer. Verticale conclusivo dunque abbastanza regolare, Arnaldo Bologni, un totale di 8 penalità nel tempo di 47,53. Per il momento al comando è Andrés Peñalosa con Marquez de Balm. 4 penalità nella seconda manche, anche qui una ripetizione rallentata di una fase del percorso di Arnaldo Bologni, mentre è già in campo Matteo Andrea Passera con Lanzeux, cavaliere nato nel giugno del 1985, dunque
giovanissimo. Partenza dunque Matteo Passera. Anzio è un cavallo di 10 anni di origine tedesca, terzo ai campionati nazionali Young Riders che si sono disputati ai pratoni del Vivaro. Diamo un'occhiata anche all'Albo d'Oro del Memorial dalla Chiesa, il Master d'Italia nel 92 e nel 93 il doppio sigillo di Filippo Moyerson, nel 94 Natale Chiaudani, nel 95 Andrea Rifeser Monti, nel 96 Roberto Arioldi, l'anno seguente Andrea Peñalosa che abbiamo visto poco fa impegnato, poi nel 98 Paolo Del Favero, nel 99 Matteo Zamana, nel 2000 Fernando Furcade, nel 2001 Bruno Chimirri, poi Enrico Maria Frana, Natale Chiaudani e lo scorso anno Leonardo Falomo. Intanto applausi per Matteo Andrea Passera che ha concluso con il netto, aveva però un fardello di 4 penalità, riesce a scavalcare con il tempo di 47 e 30 Andrés Peñalosa e si porta al comando. E adesso è la volta di Emiliano Varagnolo che monta Gruppo Barcaccia Cordiana, cavaliere nato nel febbraio del 1976. Monta Cordiana Z, una femmina dal mantello Sauro di origine tedesca, ha 14 anni, è un Oldenburg. Molto intensa l'attività di questo cavaliere nel 2005, una vittoria per lui a Copenaghen in una categoria a fasi consecutive. Anche per Varagnolo 4 le penalità conseguite sul primo tracciato. E va a concludere con altre 4 penalità, un totale di 8 nel tempo di 43,07, era molto veloce. E adesso tocca a uno dei nostri migliori cavalieri, si tratta di Gianni Govoni che monta l'Oro Piana Joyeux d'Opale. Un errore sugli ostacoli al primo giro per questo cavaliere modenese nato a Finale Emilia il 6 aprile del 1967, per lui una carriera già molto importante, ha partecipato a 3 edizioni dei campionati del mondo, 2 Olimpiadi per quanto riguarda i World Equestrian Games, lo ricordiamo nel 2002 quinto a Jerez de la Frontera con Avinia, invece con Las Vegas a Sydney. A lungo è stato in lizza addirittura per una medaglia. Nella circostanza monta Joyeux d'Opale, che è un castrone Sauro, un Sel Français, nato nel 97. Proprio sull'ultimo ostacolo, sull'ultima barriera, l'errore per Gianni Govoni che conclude con 8 nel tempo di 40 e 31. Diciamo che rispetto agli altri viaggiava a velocità doppia, però occorre in gare di questo tipo saper coniugare precisione sugli ostacoli e rapidità. Non sempre l'impresa è facile. Ci proverà Natale Chiaudani in sella ad Ariane Dautieu, ultimo binomio a presentarsi in questa seconda manche con 4 penalità. Cavaliere piemontese nato a Tortona in provincia di Alessandria nel settembre del 1960, recentemente ha ottenuto risultati di ottimo livello, ha vinto il Gran Premio in 2 manche a Pontedera con Newport Clover e poi soprattutto con questa cavalla la Coppa degli Assi a Palermo. Ormai è notevole l'affiatamento con Ariane Dautieu, che è una femmina di origine francese di 10 anni. Secondo costume spinge sull'acceleratore Natale Chiaudani che
ha un temperamento molto competitivo. Anche qui 4 penalità ed era sullo standard di Gianni Govoni in quanto a velocità 40 e 82. Pensate che in precedenza il più veloce era stato Emiliano Varagnolo con 43 e 07, addirittura più di 3 secondi fra Chiaudani, Govoni e gli altri, però ci sono quegli errori che pesano. Chiaudani si inserisce anche alle spalle dello stesso Govoni. Ora gli ultimi 3, i binomi che hanno più possibilità di imporsi in questo Master d'Italia Memoria dalla Chiesa, a cominciare dal carabiniere Matteo Fantozzi che monta Costelli. 0 penalità, un saluto per il pubblico e per la giuria. E poi questo cavaliere nato nel marzo del 1979 andrà ad affrontare gli 8 ostacoli, i 9 salti, compresa una gabbia, di questa seconda manche. Costelli è un cavallo intero, uno stallone di origine tedesca, un Holsteiner di 12 anni, già terzo in Gran Premio a Vinovo, poi un piazzamento anche nella mista del concorso di Napoli, ha fatto bella figura anche nel Gran Premio di Pontedera, insomma un binomio estremamente affidabile. Ora non dovrà però limitarsi alla precisione sui salti, perché dovrà cercare di rubare qualche decimo di secondo prezioso, anche perché fornirà un ottimo punto di riferimento per gli ultimi 2, Matteo Zamana e Mirko Casadei. Non sembra voler esagerare Matteo Fantozzi, continua a un ritmo non proibitivo, anzi piuttosto lento, deve fare attenzione anche al cronometro perché c'è un tempo accordato e in effetti arriva l'infrazione sul tempo, una penalità, si porta comunque al comando, una penalità è anche il totale ottenuto da Matteo Fantozzi, che è nuovo leader, 51,10, però il tempo è altissimo. Naturalmente ciascun concorrente può optare per una strategia diversa. Matteo Fantozzi ha preferito non commettere errori, seguendo il vecchio adagio secondo il quale chi va piano va sano e va lontano. Matteo Zamana ora con Crac du Taillan. Zamana è nato nell'aprile del 1978, per lui 2 apparizioni ai campionati continentali Young Riders. Nel 2005 ha già ottenuto diversi piazzamenti proprio con Crac du Taillan, che è il suo cavallo migliore, un cavallo piuttosto anziano, 15 anni, Sauro di origine francese. Anche qui non siamo su ritmi proibitivi, superato il verticale di barriere numero 5, però forse è più veloce rispetto a Matteo Fantozzi, un piazzamento fagola. Naturalmente tutto dipenderà dalla prestazione di Mirko Casadei, che avrà l'onere e l'onore di entrare in campo per ultimo. Intanto un allungo nella parte conclusiva del tracciato per Matteo Zamana, che va a superare anche questo Oxer arcobaleno. Ultimo dritto, bene sul verticale, arriva il doppio netto, il primo netto del pomeriggio. Matteo Zamana, Crac du Taillan, il tempo 47,95. Dunque Mirko Casadei e Icat May, l'ultimo binomio a entrare in campo in questa seconda manche. Per vincere non dovrà commettere errori sugli ostacoli ed essere più veloce rispetto al 47,95 di Matteo Zamana. È un'impresa possibile certamente, anche perché abbiamo visto che Gianni Govoni e Natale Chiaudani hanno avvicinato la barriera dei 40 secondi. Dunque Mirko Casadei, nato nel dicembre del 67, ha veramente una chance importante in sella Icat Mail, un castrone baio
C'est Français di 9 anni per ottenere un risultato di prestigio, confermando il suo momento di forma dopo la vittoria ottenuta a Pontedera in una categoria mista. Mirko Casadei dunque con Ikat Mail ha la possibilità di badare soprattutto alla precisione sugli ostacoli, senza però dover imporre ritmi forsennati, perché, ripeto, il 47,95 di Matteo Zamana sembra un tempo ampiamente battibile. Non precipitiamo però le cose, perché ci sono ancora diverse insidie sul cammino di Mirko Casadei, che con qualche fatica va a superare quel verticale in rosso. Bene anche sull'Oxer, gioca in casa Casadei, quindi ha il tifo dalla sua parte. Il rush conclusivo, un'occhiata per controllare il tempo, sì, 45 e 46 ce la fa e saluta il pubblico. È veramente una grande soddisfazione per Mirko Casadei, che spesso deve accontentarsi di un ruolo secondario nei concorsi internazionali, e qui invece ha messo a segno il colpaccio, sorride, e al cospetto di grandissimi talenti come Gianni Govone, Natale Chiaudani, lo stesso Arnaldo Bologni, è riuscito a mettere in riga tutti. Una bella vittoria in questo Memorial dalla Chiesa per Mirko Casadei e Ikat Mail, è loro il primo posto. In seconda posizione Matteo Zamana con Crac du Taillan, al terzo posto Matteo Fantozzi in sella a Costelli, e poi al quarto Matteo Passera con Lanceu, in quinta posizione Andrés Peñalosa con Marquez de Balm. È quasi tutto pronto per la cerimonia di premiazione, vediamo anche visualizzato il risultato ufficiale. Grande soddisfazione per Mirko Casadei, che ora è premiato. Ikat Mail è stato perfetto, i battuti Matteo Zamana e Matteo Fantozzi. A tutti la più cordiale buonasera.